Sostenibilità, direzione futuro. È il titolo dell'evento che la FNP, la Federazione dei Pensionati della CISL, ha portato a Verona nell'ultima edizione di Giove Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Ma perché i pensionati sono presenti in un evento dedicato alle giovani generazioni che devono scegliere il loro percorso di studi? Il tema della sostenibilità è un tema che riguarda tutti, riguarda tutte le generazioni, riguarda gli anziani, riguarda i giovani, soprattutto perché la dimensione dell'ambiente e del sociale sono dimensioni che accolgono il pensiero e l'azione di tutte le generazioni, di tutte le persone. Il cambiamento demografico, con in proporzione l'aumento degli anziani e la diminuzione dei giovani, si intreccia con la trasformazione verde e la rivoluzione digitale. La collaborazione fra le generazioni diventa fondamentale e il motivo è chiaro: se si ragiona in termini di bisogni che cambiano con la longevità e quindi con risposte innovative che si possono trovare. Anche alla luce di segnali importanti che la Terra ci sta restituendo, pensiamo alle catastrofi, ci si chiede di impegnarci maggiormente per ridurre tutta una serie di impatti sul pianeta che hanno anche a che fare con le dinamiche lavoristiche. Per rispondere a questi cambiamenti intrecciati, a queste sfide, è importante agire sulla novità che le nuove generazioni possono portare, sulle nuove fasi della vita e quindi le opportunità di una longevità che consente una lunga vita attiva e soprattutto sulla collaborazione tra diverse generazioni. I dati di Osservatorio Senior fanno vedere che c'è una grande disponibilità delle generazioni mature a riconoscere il valore e la diversità che portano le nuove generazioni e il contributo che i più maturi possono portare con le loro scelte e i loro comportamenti allo sviluppo sostenibile. Ecco quindi che, ospitata nello stand della CISL Veneto, a cui ha fatto visita anche la Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, la FNP nazionale, insieme all'FNP Veneto e all'FNP Verona, ha proposto un panel dove il mondo universitario, neolaureati e giovani imprenditori hanno illustrato come la sostenibilità economica, sociale e ambientale stia plasmando il lavoro del futuro e le nuove opportunità. Una nuova professione molto richiesta è il manager per la sostenibilità, quindi un manager che sia in grado di gestire un nuovo modello di business che non è più orientato solamente al risultato economico, ma al risultato economico che sia sostenibile e quindi compatibile con il concetto di sostenibilità sociale e ambientale.